ricordi, da quando il PD esiste, che abbiamo dedicato delle riunioni fatte solo sul tema del lavoro. Posso essere contento che ne facciamo una stasera, qua siamo in 18, contando le persone. Ieri sera a Verona tutta la città, tutti gli 8 circoli erano 40. Allora il problema è grosso, esiste, ma se noi in queste 8 assemblee parliamo con 200-300 persone, 200-300 persone, sarà meglio di non fare neanche una riunione sui temi del lavoro, no? Poi se io guardo, permettetemi, sono molto soddisfatto perché io non è che mi sono inventato le posizioni, Vasco ti prego di credere, se leggete i documenti, questo ed altri, io ho fatto delle sottolineature, ho anche detto quando sono mie sottolineature, no, ma aspetta, il partito tutto non è d'accordo su questo documento qua, a Genova uscirà. Certo che non tutti sono convinti, ma alcune cose che tu hai detto, che ho detto io, sono scritte qua. Allora il PD deve decidere che posizione ha. Allora, a mio parere, ripeto, siccome queste posizioni sono scritte, io le condivido, vado in giro le propagando, laddove sono deboli le rafforzo e mi pare, da come voi vi siete espressi, che non è che io ho esagerato, perché voi ce ne avete messo ancora di più di carichi su questa posizione. Allora la prima operazione da fare è che a somma campagna il 20 queste posizioni alla presenza del responsabile nazionale siano espresse, mi spiego, perché siccome io mi sono trovato in questi 2 anni, pareva di essere uno di quei che esce dal manicomio e predica nel deserto, perché parlare di temi del lavoro sembrava che il partito nostro fosse per le coppie di fatto, per il problema dell'eugenetica, per la fine della vita, per l'acqua, tutte robe importantissime, ma se posso dire in inglese, cazzo! Cioè 16 milioni di persone che fai lavoratori dipendenti, in Veneto che ne 2 milioni, 1600 dipendenti, 1.600.000 e 300-400.000 che sono lavoratori autonomi senza dipendenti assimilabili al lavoro dipendente. Allora io non posso inseguire delle posizioni che possono essere giustissime ma che riguardano settori di nicchia che magari non mi votano nemmeno e che socialmente non sono identificabili, perché vuol dire aver perso i caposaldi della politica, i fondamentali, il radicamento, a chi parli, a quali interessi parli, dici sitoti, da che parte stetto, quelle domande lì bisogna che siano chiare. Allora io rispetto a quelli che mi spiegano che uno il ciappa 50.000 euro al giorno del pensione, mi dico sto da quell'altra parte, non mi interessa niente. Sto con quelli che sono fuori dalla fabbrica, sto con quelli che perdono il posto di lavoro, come partito dovrò farle quelle robe lì, no? Cioè parto dal tuo ultimo intervento, dovrò dire da che parte sto. Cioè allora io finalmente anche in questa conferenza, anche nella discussione di stasera, sento che quella che è la mia storia sindacale non è una storia persa, sento che dentro il partito questa esigenza non è più un'esigenza mia personale o di alcuni che consideravo magari matti come me. Cioè c'è un'esperienza diffusa di gente che vuole parlare di queste questioni, così come vuole parlare di scuola. Adesso io ovviamente sapete che ho sempre detto che la scuola è il punto numero 1, però non è che tutte le volte si può parlare di tutto, ma non c'è dubbio, quello che dice Luciano è un tema fondamentale. Allora, su questo voglio rassicurarvi, guardate che il partito, ahimè, ha mai avuto tante posizioni di merito come ora, e non ha mai avuto tanta difficoltà a farle conoscere perché il gruppo dirigente è più preoccupato di battaglie di posizione a tutti i livelli, compresa la nostra realtà, per miserie, piuttosto che a mandare in giro persone che quando le mandi in un posto sanno di che cosa parlano e sanno riferire le posizioni del partito, non è che si inventano lì per lì una ciaccolata per caso, perché il tema quella sera lì è quello lì, tanto che andiamo di rio le persone che ciaccolano, no? Se uno deve parlare di lavoro deve sapere cosa dice il partito sul lavoro, se deve parlare di scuola deve sapere cosa dice sulla scuola, se parla di ambiente e bisogna saper proporre le posizioni con correttezza. Però io traggo, se volete, forse la situazione era così disperata, che mi pare che siamo qua e siamo stati ieri sera, saremo nei prossimi giorni e il 20 ne parliamo e dopo torneremo a parlarne, come dicevi tu. Io voglio che questa proposta il 20 venga formalizzata, dopo Genova faremo una nuova riunione di Verona e qua voi stasera vi impegnate per favore a fare una nuova riunione anche per parlare dei problemi. Stasera abbiamo parlato dei documenti nazionali, ma qua com'è la realtà? Quante fabbriche che è in crisi? Qual è l'occupazione in questa situazione? Quali sono i punti che abbiamo perso? Quali sono i punti che... Qua bisogna che chi che se ne occupa comincia a parlare. Quali sono gli interlocutori imprenditoriali o sindacali con i quali parliamo qua come partito? Parliamo con qualcuno?
Abbiamo qualche rappresentante alla Ferroli, abbiamo qualche rappresentante in qualche altra grossa azienda qua nel comune di San Bonifacio, all'ospedale di San Bonifacio, abbiamo terminali iscritti al PD lì, perché se no di che cosa parliamo se non cominciamo ad occuparci di queste robe qua? Allora io voglio un partito, vorrei un partito così, moderno ma contemporaneamente con i piedi per terra, con la testa nella realtà concreta. Allora, torno ai punti, se mi permettete, anche qua mi sono scritto proprio punto per punto. È evidente sulla 626 per esempio e sul tema delle cooperative, nel documento c'è scritto una cosa che io considero importantissima: basta gare al massimo ribasso, togliamo dalla gara i costi del lavoro e della sicurezza. Sai cosa vuol dire questo? Che la cooperativa compete sulla qualità dell'offerta, perché do per scontato che i costi del lavoro sono quelli contrattuali e che la 626 fissata dalla legge non devono dar punteggio. Ma se io faccio la gara al massimo ribasso, come stanno facendo anche le aziende pubbliche, scarico sulle cooperative il costo. La cooperativa la scarica sui lavoratori, i lavoratori e la cooperativa lo scaricano sull'utente finale, che ha un servizio di scarsa qualità, e se sono cooperative sociali, quel povero disgraziato finisce per essere assistito in qualche maniera. Ma il nostro documento la dice una roba, dice togliere dalla gara le spese per i contratti. Cioè, io non faccio una gara dove uno presenti un'offerta che è sotto i contratti del salario e dove non sia previsto il costo della sicurezza come costo standard fissato dalla legge. A quel punto compete solo a quelli che hanno qualcosa in termini di valore aggiunto sul rapporto prezzo-qualità del servizio. Sì, ma un'altra cosa che potresti aggiungere è che si metta ora fra le condizioni irrinunciabili una paga di oraria minima per il lavoratore, perché così tu tagli la testa attorno a tutte le speculazioni, sì, perché dovranno per forza competere sulla qualità, si devono pagare ma guarda che la paga le minima persone in maniera onesta. Questo deve essere messo, allora tu eviti a questi pirati di sfruttare gli operai, di farli morire poi, come è successo per il nuovo ragazzo di 20 anni che è morto perché l'hanno mandato senza nessuna preparazione alla SARS del Moratti a morire. Questa proposta dice esattamente questo, che se io tolgo dalla gara, do per scontato che la gara deve rispettare i contratti. Il contratto è la paga minima, il contratto nazionale fissa la paga minima. Secondo punto che diceva Vasco sul contratto, anche lì noi facciamo una scelta, a qualcuno dispiacerà, ma noi diciamo esattamente sui livelli contrattuali, ve lo voglio dire perché è un tema sul quale vi chiedo anche di fare uno sforzo di rilettura anche voi. Adesso mi sia le pagine, magari torno in drio. Porca miseria, quello qua l'avevo in mano un attimo fa. Diciamo esattamente che il contratto, i contratti nazionali fortemente ridotti di numero dovrebbero assumere la veste di accordi quadro per grandi ambiti produttivi e dei servizi. Cioè noi manteniamo i due livelli, continuiamo a dire che il contratto nazionale non può essere abbandonato. Sulla questione della ridistribuzione della ricchezza, noi dobbiamo, lo dicevo prima, la questione dei 120 miliardi che sono spostati. Guardate che è un punto determinante, cioè riportare, lo ripeteva Luciano, lo diceva Vasco, diceva tutta la questione della centralità del salario. Non a caso io ho esordito citandovi i dati, e in questo articolo, stesso articolo Adriano, si parla del cuneo fiscale, dove noi siamo i quinti in Europa, tra quelli che ce l'hanno più alto, e anche qua nel nostro documento partiamo di una fiscalità per l'impresa che tratta in modo diverso gli utili reinvestiti dai soldi che l'imprenditore destina un'altra parte, perché è una cosa da criminali che un imprenditore che mette i soldi in impresa venga tassato al 47, 48, per 50% alla fine, e uno che li mette nella speculazione finanziaria paghi il 12,5%, capite? Allora quando noi diciamo, Berlusconi dice che noi vogliamo le tasse, di portare le tassazioni sulle rendite finanziarie al 20%, diciamo una cosa assolutamente ovvia, e se vogliamo non penalizzare le persone togliamo, come si doveva fare per l'ICI, fino a una certa soglia di ricchezza le tieni basse o le lasci esenti, sopra una certa soglia uno paga, perché non è possibile che un imprenditore sia penalizzato se mette i soldi in impresa e produce utili, mentre se fa la speculazione finanziaria ci guadagna 2 volte. Mi spiego? Questa cosa qua l'abbiamo detta chiaramente nel nostro documento sul fisco. Sul lavoro precario c'è un punto specifico secondo me molto convincente, e così anche, lo dico a
Ma Silvia, sui temi della sostenibilità deve diventare un'opportunità, quando dicevo di ripensare lo sviluppo, il tema dell'energia, il tema dell'ambiente, non devono diventare vincoli per un'impresa, quindi va